Nel festival del calcio dilettantistico siciliano c'è chi vorrebbe essere un duro per scalare la classifica, ma c'è anche chi vuole dimostrare di avere il battito giusto per mantenere la zona playoff. Amici di Sportisili, ben trovati dallo stadio Favazza di Terrasini. Questa è Partinica Audace Don Carlo Misilmeri, giornata 22 del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Il big match della prossima settimana tra Athletic Club Palermo e Gela si dovrebbe giocare col pubblico. Attenzione qui alla corsa di Barbara che si fionda verso l'area, calcia male con il destro, prima opportunità della partita. Con una certa insistenza da parte della Don Carlo che però perde male palla con Mendola. E allora Maniscalchi, sinistro di Maniscalchi in due tempi. La parata di Di Salvo. Palazzo se ne va e allora andrà Ganci. Parte con il destro, Ganci, Di Salvo con la mano di richiamo, calcio d'angolo che però non si batterà perché finisce il primo tempo 0-0 del capitano della Don Carlo. Mendola pressato e fermato da Maniscalchi, allora corre Olaoye, limite dell'area, Olaoye cerca luce per il tiro che arriva, palla fuori di nulla, occasionissima per David Olaoye. Pipitone, Cacicia, 1 contro 1, prende il centro Cacicia, evita la Vardera, ancora Cacicia, la palla sul destro, Di Salvo in due tempi. Carlo, tocco per Manfrè, posizione giudicata regolare, Manfrè di rigore, Manfrè cerca luce per il tiro, per l'assist, qui chiude bene ancora Dembélé, la palla è per Romano, il controllo è zona tiro per lui, calcia Romano, sopra la traversa c'è stata deviazione, calcio d'angolo. Poi palla dall'altra parte alla ricerca di Pulizzi, duello con Muzzo che non lo fa girare, Pulizzi in qualche modo però passa e sul fondo Pulizzi va giù, niente secondo l'arbitro e allora si riparte dal fondo. Si aggiunge anche Pellegrino, c'è una muraglia umana tra Gueye e Sarr, fischia l'arbitro, la rincorsa quasi camminata di Gueye che cerca la porta, non la trova per pochissimo David Gueye che si butta a terra, si dispera. Gueye però corre, tocco per Sannasardo, va giù Gueye, l'arbitro lascia giocare, poi fischia ed estrae un cartellino rosso per Sparacio. C'è il fischio dell'arbitro, la battuta di Romano nel cuore dell'area, Manfrè interviene, tocca per ultimo e l'arbitro fischia 3 volte, è finita la partita, è 0-0 tra Partinica Audace e Don Carlo Misilmeri.